Nel castello di Burgos si intrecciano storia e leggenda. Sorge su un picco granitico dal quale sovrasta tutto il Goceano. Conserva ancora il fascino medievale di un tempo, dove si intrecciano le storie di nobili, cavalieri, dame, battaglie e donne affascinanti. E allora immergiamoci in Prendas de Adelasia, che è giunta alla 12ª edizione. Nel 1233, alla morte di Barisone III di Torres, la sorella Adelasia sposò Enzo di Svevia, figlio dell'imperatore Federico II. Il matrimonio durò poco perché alla cattura di Enzo da parte dei bolognesi, Adelasia si ritirò nel castello in prigionia volontaria, fino alla sua morte. Si dice che ancora oggi aleggi nel castello l'ombra del suo fantasma. Gavino gestisce l'infopoint della manifestazione e fai anche da guida? Sì, sono guida turistica e insomma questo evento comunque vuole essere anche un po' una sorta di promozione per il paese, indubbiamente, un paese medievale, di origini medievali, fondato grazie a Mariano IV d'Arborea, ultimo giudice vissuto proprio qua nel castello, quindi questo evento ha proprio l'obiettivo di sensibilizzare un po' tutti a ritornare un po' indietro nel tempo, a rivivere il Medioevo e prendere spunto anche delle cose belle e positive che questo periodo storico a noi in Sardegna ha lasciato. Ma dimmi, di notte si è visto il fantasma di Adelasia qualche volta in giro? E chi lo sa, nelle notti di vento c'è chi dice che ancora l'anima di Adelasia aleggi per le mura del castello, maledicendo Michele Zanchi che fu colui che la costrinse a stare, diciamo così, rinchiusa nella torre. Però nessuno effettivamente può dare conferma di questa leggenda che insomma ruota intorno al nostro castello e alla vita di Adelasia. Però è molto affascinante. Assolutamente sì, è un personaggio che comunque ha lasciato un'impronta rilevante nel nostro castello e nella nostra storia. Oltre le rievocazioni medievali, in tutto il paese vi sono esposizioni e degustazioni di prodotti tipici e di artigianato locale. Riscaldarsi davanti ad un camino in una casa che ha più di 100 anni di età, una meraviglia. Tonino, quest'anno la 12ª edizione ha avuto un pubblico eccezionale, non si poteva neanche passare per le stradine. Sì, è vero, no, è una manifestazione che sta crescendo anno con anno proprio perché nasce con lo spirito essenzialmente di raccontare la storia, non solamente di far gustare, che per Dio sono i nostri piatti, sono la nostra storia anche loro, è la bontà assoluta. Però il fatto che il pubblico venga e trovi anche la possibilità di conoscere la storia, di vedere i banchi didattici dove in tutti i banchetti viene spiegata la storia, vengono raffigurate delle scene di vita quotidiana,
il pubblico lo coinvolge e questo anno con anno è un passaparola che ci sta portando una marea di turisti ogni anno. Però la storia medievale di Burgos con il castello è una storia che affascina e attira di per sé. Sì, abbiamo una grandissima storia alle spalle, anche perché abbiamo il nostro dire sul fatto giudicale specialmente. E poi la vista, ecco, adesso vedrete una delle scene nostre di rappresentazione per il pubblico di intrattenimento, che la potete filmare in diretta. Prima le vostre famiglie cercavano lei per dare una mano! Taci! Maledetti! Che la legge abbia il suo corso! Vi ho fatto nascere! Ho aiutato le vostre madri in parto! Siete qui per me! Fermi tutti! Questa donna è accusata di aver avvelenato un uomo, un bravo uomo! Donna Eleonora mi manda! Perché io devo dare una nuova direttiva per mano di Donna Eleonora! È giunto il tempo di adeguare le leggi della Carta dei Logu di mio padre Mariano. Tante saranno le leggi che darà la nostra terra e fra queste alcune saranno a tutela delle donne. Una donna che cura con le erbe non è una strega, ma è una guaritrice. Una donna non è la serva del suo uomo, ma gestisce e cura gli interessi della famiglia. Una donna nasce libera e deve essere libera di esprimersi in libertà. Arriveranno tempi in cui certi uomini imporranno il loro potere, credendosi superiori alle donne. Ma voi donne, uomini del futuro, io, Donna Eleonora, dico, amatevi e rispettatevi in libertà e ricordatevi con orgoglio delle vostre origini e dell'esempio che donne come le giudicesse Adelasia ed Eleonora hanno dato al mondo intero nel Medioevo sardo. Viva la libertà! Liberate la strega, che c'è la strega! Questa è la legge che venga liberata! Sia fatta giustizia! Come associazione Prendas dell'Asia quest'anno abbiamo voluto dare anche noi il nostro piccolo contributo, ma che è un grande segno, perché comunque il fatto di averlo fatto davanti a una marea di turisti abbiamo voluto passare il messaggio che basta, cioè nel Medioevo già avevano capito l'importanza della donna ed è giusto che oggi venga divulgato ancora questo forte rispetto che dovrebbe essere nella donna. E noi abbiamo voluto dare il nostro piccolo segno. Infatti, se voi notate, buona parte di tutti gli espositori, di tutti i nostri figuranti, vieni qua Chicca, hanno il segno rosso che indica proprio il fatto dell'adesione del segno che vogliamo dare a tutti quanti. Il fascino del Medioevo continua a catturare l'immaginazione di molte persone, trasportandole in un'epoca di cavalieri, dame e castelli. Gli eventi e le rappresentazioni medievali offrono un'opportunità unica per immergersi in questo affascinante periodo storico, dove l'arte, la cultura e la storia si fondono per ricreare un'esperienza autentica. I visitatori possono rivivere nelle emozioni e nei dilemmi dei personaggi dell'epoca. Questi spettacoli offrono una prospettiva artistica e creativa del Medioevo.
I falconieri nel Medioevo rappresentavano una figura significativa nell'ambito della nobiltà e delle corti reali. Questi esperti cacciatori con rapaci svolgevano un ruolo importante. La loro abilità nell'addestrare e gestire rapaci li rendeva essenziali per la caccia e conferiva loro uno status sociale elevato. È tempo di guerra, ci prepariamo col tiro all'arco. I tornei medievali si ispirano alle antiche competizioni che si svolgevano nelle corti nobiliari e nei villaggi medievali. Durante il Medioevo l'arco era una delle armi più utilizzate sia in battaglia che nella caccia. I tornei offrivano agli arcieri l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità, onorare i loro signori e intrattenere il pubblico. Ed ecco la sfilata di tutti i gruppi storici e l'esibizione itinerante degli sbandieratori. Al centro del paese, in una casa padronale della fine dell'Ottocento, è ospitato il Museo dei Castelli di Sardegna, che accoglie mostre temporanee sul tema dei castelli ed espone una ricostruzione della vita contadina. È inoltre presente una mostra di costumi medievali e una sala multimediale che permette la lettura storica dei circa 100 castelli della Sardegna. Oggi abbiamo un onore inaspettato a Burgos, intervistare il principe Romolo di Rocca, Romolo I. Romolo I, principe del Canisteo. Esatto. Ci racconti un po' la sua storia? Allora, io provengo già da 38 anni dai Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme. Ho fatto un percorso molto lungo, ero sovrintendente, che sarebbe il numero 2 del Gran Maestro, adesso sono anche Gran Maestro. E il fatto che io fossi sovrintendente, ho dovuto amministrare uno dei territori dell'Antartide e quindi, diciamo, in omaggio a questo mio servizio venni, diciamo, onorato di amministrare il Canisteo. Però per amministrare un territorio devi essere almeno un principe. E quindi sono stato insignito di questa onorificenza per poter reggere il Principato del Canisteo. Tutto il mondo ho girato, ma sono sempre tornato qui. Io sento questa attrazione per questo borgo. Queste belle manifestazioni dedicate al Medioevo sono un modo coinvolgente per far sì che gli spettatori possano rivivere il Medioevo immergendosi in questo mondo fantastico e fantasioso e fare un salto nel passato.